Buongiorno, quarto giorno di viaggio. Perdonate la mia faccia, mi sono appena svegliato. Ho trascorso una notte molto piacevole, anche se ieri sera c'è stato un po' di movimento qua in questa pineta. Sono avvicinato a diverse macchine. A un certo punto ho pensato che fossero arrivati qualcuno a cacciarmi via. Infatti una macchina si è anche avvicinata qua, mi ha puntato i fari addosso. Ho detto, ok, è finita. Invece no, ora sono le 7, smonterò subito la tenda, dopodiché penserò a fare colazione, però prima di tutto la tenda, perché so che qua comunque è una zona molto, molto controllata, che rompono le scatole, quindi via. E comunque è assurdo pensare che questo che sto facendo sia illegale, pazzesco. Una cosa che dovrebbe essere assoluta normalità è considerata illegale, ma non perché sia pericoloso, che sia dannoso, perché alla fine non è dannoso, bisogna semplicemente essere rispettosi. È illegale perché non può essere tassato, sostanzialmente dà fastidio a chi non può guadagnarci qualcosa da questa mia libertà. E qualcuno adesso dirà, ma se tutti facessero come te, beh, se tutti facessero come me vivremmo in un mondo migliore, senza dubbio, lasciando i luoghi puliti, massimo rispetto per la natura. Magari qualcuno vivrebbe anche una vita un po' meno frustrante. Oggi direzione San Roque, mi aspettano circa una settantina di chilometri, saranno tutti su asfalto. La cosa positiva è che la strada sarà molto panoramica sul mare. La cosa negativa è che oggi è previsto un vento molto forte, sarà abbastanza fastidioso, quindi significa anche mare mosso, non potersi fare il bagno, sarà stressante, però ce la metteremo tutta. Bene, si parte per questi nuovi 72 km con 1400 di dislivello positivo. La giornata per ora sembra reggere in attesa delle raffiche di vento previste tra qualche ora, e non sarà facile affrontarli con una bici da 30 kg e gomme tassellate. Bello quando si trovano le piste ciclabili, almeno non si è esposti al rischio di farsi mettere sotto dalle macchine e dai camion. Questa è la ciclabile che va da Portopino a Sant'Anarresi. Mi raccomando, l'acqua dalle fontanelle no, altrimenti i camper la rubano, Alla mia destra tutta zona militare di Teulada, zona militare enorme. E ora iniziano le salite, un bel saliscendi per una ventina di chilometri, anzi forse anche qualcosa di più. Che spettacolo di paesaggio, è stupendo pedalare con questa vista. Faticoso, però almeno ripaga, cioè, anche se continuo a odiare tantissimo l'asfalto, cioè, lo detesto proprio. Cioè, guardate che spettacolo questa spiaggetta, bellissima, piccola, vicino alla strada. Ed ecco qua Capo Malfattano, bellissimo. Peccato per questo vento che è veramente molto forte, se no mi sarebbe piaciuto fare una dronata
I colori del mare là sono una cosa spettacolare, ci sono queste chiazze di blu di ogni sfumatura. Bella Turedda, ma sempre troppa gente. Ora direzione Chia. Mica qua c'è un odore di fritto di pesce. Mi sta prendendo una fame. Ma non fa. Pannello solare che funge da paravento, top. Ultima salita della tappa di oggi, completamente controvento. Il vento che si è rinforzato a momenti mi fa pure sbandare. Tra l'altro adesso sto percorrendo la strada statale 195, è una strada veramente di merda perché è trafficatissima e corrono come i pazzi, per cui appena possibile cercherò di evitarla, prendere qualche stradina parallela. Utili queste fontanelle. Sono arrivato a San Roque, la tappa di oggi si conclude qua. La serata di oggi la trascorrerò con Claudio e i suoi genitori che abitano qui.